Mille colori hanno tempestato il cielo di Jesolo nel fine settimana, con centinaia di persone sulla spiaggia in un tratto di 2 chilometri tra Piazzetta Casabianca e Piazza Manzoni ad ammirare gli aquiloni che volavano. Oltre 250.000 presenze per lo Jesolo Beach and Kite Festival, la più grande manifestazione di aquiloni d'Italia e tra le più grandi d'Europa, giunta alla quinta edizione. Presenti anche Scott e Marilyn Hampton, pionieri americani dell'aquilonismo contemporaneo, che da oltre 30 anni progettano e realizzano aquiloni dalle forme incredibili e dalle dimensioni monumentali. Questa è la nostra risposta all'overtourism. Noi riteniamo che la crescita di Jesolo debba concentrarsi soprattutto nei mesi non estivi e quindi abbiamo creato un sistema che attraverso le manifestazioni, attraverso i servizi, attraverso la cultura come il J-Museo, attraverso il territorio riesce a generare attrattività per Jesolo soprattutto nei mesi non estivi, e aprile, che fino a qualche anno fa era un mese sicuramente interessante ma non a questi livelli, sta diventando ad esempio un mese a tutti gli effetti di alta stagione, e questa è la strada, la vera strada che Jesolo dovrà percorrere nei prossimi anni, quindi creare un'offerta turistica ricettiva 12 mesi l'anno. È una strategia giusta, corretta e anche, come posso dire, anche calcolata, insomma, e che si sposti così c'è la possibilità appunto di avere la stagionalità più lunga da fine marzo fino a ottobre, con gli eventi, i grossi eventi che appunto arrivano all'inizio e alla coda della stagione. Cuore pulsante dello show arena centrale per le esibizioni degli aquiloni acrobatici con i migliori piloti al mondo nelle varie discipline. Il segreto è trovare comunque il comune, le spiagge, delle persone che credano in questo evento in primis, e poi comunque la località attira anche gli aquilonisti di fama internazionale, perché venire qui in Italia su una spiaggia così bella, insomma tutti vogliono essere qui a far volare i propri aquiloni.